Buongiorno dal Palacatene di Motta Sant'Anastasia, non Mister Bianco, dove sono con Stefano Platania. Buongiorno Stefano, vincitore della promozione. Buongiorno, buongiorno. Finalmente il sogno si è coronato dopo 5 anni, più gli anni all'Elefant e tutto il resto. Finalmente la Serie D. Come sei? Come ti senti? Allora, partiamo dal presupposto, intanto Roberto, io non merito questa intervista. No, è Io giusto non la così, merito, è non merito giusto. io e come anche la mia società, il basket Mister Bianco del professor Galatà, il presidente Filippo Orzi. Va bene, Orazio Orazio Orzi. Orzi. Ciao Orazio. Ciao Orazio. Non meritiamo perché tu sei abituato a intervistare società più importanti, allenatori più importanti. Diciamo che l'attività di base, come sai, la seguo da sempre, è importante Però portarla avanti. appunto io ti ringrazio perché non meritiamo, perché facciamo parte del basket minore, però io ti ringrazio di questo spazio che dai a noi come tutta la promozione, tutto il basket nostro. Ora siamo un pochino saliti un po' di livello perché adesso siamo in Serie D, quindi un pochino lo meritiamo un pochino di più. Però Esatto, grazie. è un passettino avanti, no? Alla Grazie, fine. grazie. E la cosa bella secondo me di quest'anno è stata aver fatto giocare tantissimo Grassi, Carluccio, Caponata, i ragazzi dello E Sant'Agati. e Sant'Agati. E Sant'Agati sì, abbiamo E fatto Russo forse anche. Russo, sì, Russo però viene da un'altra società, però Ok. è giovane pure. Mhm. Noi c'è da dire che noi ci proviamo da un po' di anni, dal 2017 al 2018. Scusa se lo dico, però sono risultati che abbiamo ottenuto. No, il, certo, primo anno, primi, regular season, semifinale, finale e perdiamo in finale. Secondo anno, primi, regular season, semifinale, finale e perdiamo la finale. Terzo anno, la pandemia, ma eravamo primi quando c'è stata la pandemia. L'anno scorso, quello scorcio, mentre c'era qualcuno che festeggiava facendo 8 partite contro l'Under 16 o si faceva ripescare, noi abbiamo deciso di fare giocare i ragazzi, di renderci conto come questi ragazzi potevano giocare, se potevano giocare in promozione. Siamo partiti da lì, gli abbiamo messo qualcuno più vecchietto, qualcuno di valore. Dario Morè per esempio, Dario sicuramente, Arcidiacono, il vostro capitano. sicuramente abbiamo aggiunto delle persone e la squadra devi sapere che la nostra squadra era pronta già, c'è già i giocatori di quest'anno, si sapevano a maggio, cioè durante il campionato vecchio, noi già sapevamo che squadra sarebbe fare, arrivato. già sapevamo tutta la squadra. Ok. E ti dico di più, noi abbiamo fatto un campionato in 11. Tu vatti a vedere, tu Sì, vedi ma lo so, play erate basket. sempre 8-9 massimo. Abbiamo fatto come- un campionato in 11 e poi gli ultimi 3-4 partite abbiamo messo Prudente e Anselmi. Anselmi. Però bisogna sapere gestire, gestire i ragazzi. Il crema di promozione secondo me è l'80% gestione e il 20% fare l'allenatore. Qualche volta togli, qualche volta dai. Tu mi devi presentare uno che dice che pensa alla squadra. So tutti quanti hanno il proprio ego, è inutile che me la vengano a raccontare. Ormai Perché promozione, da un certo punto di vista quello. io ti parlo, io ti parlo Certo, di sì, promozione. sì, Tu sì. mi devi presentare un giocatore che dice che veramente pensa alla squadra. Tutte cavolate. Bisogna sapere gestire il proprio ego. Certe volte togli, certe volte dai. E quindi ho fatto questo. Questa è interessante filosofia che non si sente di solito, quindi è interessante anche dirlo, visto che Noi stiamo abbiamo questa fatto un intervista. campionato in 13, in 11 in tutto il campionato. L'obiettivo era portare i giocatori dalla prima partita all'ultima e l'abbiamo fatto. Tu mi devi trovare una squadra che ha in totale 13 giocatori, che fa giocare soltanto 10, non ce n'è. te lo Non la dico io. trovi, non la trovi. Soprattutto a questi livelli che magari ci Certo. sono tanti giocatori che vanno e vengono, è più facile. Assolutamente. Poi in Serie D la percentuale 80-20 sicuramente si sposterà, sarà di meno, più allenatore e meno gestione. Certo, certo. Ma la promozione per me, che la faccio da un paio di anni, ho diciamo quasi livello buono, diciamo, per la promozione, è 80% gestione e 20% allenatore. Tutto il resto, va bene. Partita finale poi peraltro, finale, dopo due supplementari, quindi una di quelle partite epiche che ti ricorderai penso tutta la vita. Allora io scelgo, Contro io Arca, contro io Ibra. scelgo di non pensarci. Ok. Perché se io dovessi pensare a tutto quello che è successo, a tutti gli episodi che sono accaduti, beh, sono tutti episodi, c'erano stati 3 finali a Cardiopalma, perché il 40esimo, il 45esimo e il 50esimo. Se io penso a tutte le cose che sono successe, io scelgo di non pensarci. È stata una partita pazzesca, quella. Chi è che è stato là e si è vista la partita si sarà divertito perché le emozioni sono state molte. Noi abbiamo avuto noi difendavamo 2 volte e avevamo vinto. Loro hanno avuto un attacco per vincere pure, diciamo l'ultima azione. Sì. Però noi c'è da dire che ci siamo rinforzati con Prudente e Anselmi. Che sono giocatori di Che sono di categoria. categoria. Loro però l'ultima giornata giustamente perché volevano vincere e ci mancherebbe hanno portato 2 ragazzi. Sì, È sì, stata una bella partita. Su YouTube vediamo, abbiamo delle immagini, cercheremo di caricarla perché ce la vogliamo So ricordare. che sta metà è partita. finito, poi la diretta a metà, io qualcosina ho visto, La colpa poi- è di Alessio Annino, lo dico Alessio, pubblicamente ai, perché ai, lui ai. si è dimenticato di caricare la batteria ed è rimasta. Però Ciccio Anselmi dalla parte della metà campo dove attaccava ha registrato. Quindi Ok. attendo Ciccio, faremo metà di là
vedrà soltanto il nostro attacco e ce la ricorderemo perché... Mi pare giusto. L'anno prossimo Serie D la fate? Allora, a Mister Bianco una partita di Serie D in questo momento non si può fare. Ah, bene, perché Cioè, il voglio Palatenda essere chiaro, a Sì, Mister Bianco in questo momento una partita non si può fare. Mhm. Però, vediamo, ci stiamo lavorando. Il campionato penso inizierà a novembre. In zona campi dove fare pallacanestro non c'è. È molto difficile. Non ce n'è. Quindi o magari le alternative sono giocare a Catania col nome Mister Bianco, Mhm. spostare il titolo alla Grifone perché sapete che È sempre vostra. la certo. Grifone è di nostra proprietà, quindi c'è anche l'opportunità di spostare il titolo alla Catania, però noi vogliamo farlo a Mister Bianco, quindi già abbiamo iniziato a pensarci, vogliamo giocare a Mister Bianco. Bene, ottimo. Stefano, in bocca al lupo, complimenti ancora. Gentilissimo Roberto, grazie. Poi la Coppa, ci vediamo. vediamo. La Coppa è Promozione questa, FIP promozione quest'anno. arancione. Esatto. E ci vediamo per il prossimo anno per la prossima intervista di basket minore. Ci sta. Poco Poco più alto. più alto. Grazie. Grazie mille, ciao, grazie. ciao.